Faccio un video, fermi così, quindi poi faccio lo screenshot, aspetta un attimo. Ed essendo un video, la nostra giornata inizia da qua. Vlog. Sì, ecco. Fratelli Frigo, Adolf Hitler e No, Bill Cosby. Vabbè, dai, dopo. No. Tira le coriandoli. Ah, sapete che niente. Grazie caro. No, ci possiamo adesso da qua noi, dopo che sono passate queste mezz'orette, possiamo metterci di fianco a un carro e andare con loro. Ci mettiamo dietro a un carro e andiamo. Al DDL Zan. Ciao Instagram. Ciao su Instagram. DDL Zan. Let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got the sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere we go. Make it happen, mama, rock and shake, shake, shake. Like, oh, you want it. Oh, we got it. What we say, Latina, baby, Latina, baby. Okay, let's party, say ole. Regoloso. Però questo che fa Olè, Fortnite Dance, bellissimo, incredibile. Allora, se volete possiamo camminare e andare dove ci sono i cari più grandi, allora, se volete. Ciao! Ciao ciao! Ciao ciao ciao! Ciao! Guarda che bello! Ciao! Ciao ciao! 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 Ovvio! Buongiorno! Quanta bella gente! Voglio sentire un applauso! Ovvio. Saluto romano, Ave Cesare. Anche i caramelle. Saluti da Roma, quindi saluti romani. Vai. Guardami però! Ah. E là. Guarda che ci sono le maggiorette. Grazie. Ciao. E là.
là là. Andiamo un po' sulla sostanza. Aiuto papà! Aiuto papà. Allora, al passo d'oca, sì, esatto, fai così. Vai, Lea, vai. Vai che non faccio lo screenshot di questa. Io con le mie fidanzate, quelle qua. Arrivederci. Mandamela dopo. No, bustine, no. Ciao Luca. Chi è in capo? No, Luca Rossi è uno.
caramelle. Oh. Lui. Grazie. Vabbè. No, a me va bene, è lui che... No. No, quelli non c'è patate, beh, adesso sì. Signore, i limoni! Oh la madonna, che stanno arrivando! Poi, prof. Una pausa. E riesci a reggermelo soltanto? Grazie. Inquadra là, se quello che vuoi. È appena iniziata, per cui vorrei... Chi che tossisce? Buon pomeriggio per una news, stiamo veramente attendendo insieme a voi dall'inizio di questo 40% bacchanate in gioco. Chiaramente siamo ancora nella fase dove le tante maschere della nostra realtà cittadina, abbiamo visto tanti quartieri, San Massimo, Vago, fuori dalla città, quella goliardia veronese tipica, stanno mostrando tutte quante con anche i loro gagliardetti, i loro costumi tipici e anche la siamo della stampa e anche ovviamente sono i messaggi, perché il carnevale, nonostante sia fatto adesso che è praticamente autunno, ha ancora i suoi messaggi di valenza sociale, no? Di critica verso le istituzioni, i grandi, il potere, no? E ironia e la satira che talvolta la politica vorrebbe in qualche modo cancellare, ma almeno quella del carnevale rimane ancora viva. Per cui abbiamo sentito dei richiami al lavoro, all'aumento degli stipendi. E il bello comunque sta ancora per arrivare, perché oltre a queste ennesime elegantissime maggiorettes stanno per arrivare quelli che sono gli eventi più importanti, musicali, classici, tradizionali che vediamo in Roma, questo poco veramente il crescito di tante persone italiane, insomma, gente che in mezzo a tanti colori, in mezzo anche a Francesco Greco, che voglio pubblicamente riconoscere come una delle nuove figure maschere di noi. Volevo anche ringraziare il cameraman che non è solo questo, e adesso l'inquadratura per arrivi questo siamo appena lì, noi seguiremo insieme quello che sarà il percorso di gioco dei carri che saranno Corso Porta Nuova, poi via Roma, Rigaste e San Zeno, e quindi San Zeno non vi devo spiegare la natura di questa scesa di qualsiasi fuori si vedono i grandi ritardi, anche ieri abbiamo visto che sta salendo, però comunque si è trovata una mediazione, la possibilità di farlo adesso. Lo seguiremo insieme, arriveremo a San Zeno terminerà la diretta, non però da questa, perché i viaggi delle tradizioni va avanti fino a metà novembre, e ora di questa sera ci sarà una festa con i DJ Radio Studio che arriveranno un po' alla piazza, bene di più, quindi grazie ancora a Leonardo che è molto importante se voi non pensate che sia così, e riprendiamo la diretta. Intanto saluto Vanna Ghini, storica presenza, storica lettrice di Verona News, ma anche insomma come sottoscritto persona con dei fervori politici indissolubili, e quindi insomma mi fa piacere che sia qua assieme a Marco, Michele, Sandra, Vito, Barbara, Nicola, che ha un bel nome, Caterina, Stefano, Katia, Genoveffa anche. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Giovanni.
Se avete delle domande, insomma, o comunque anche delle informazioni, chiedetecele qua in diretta, lasciateci un commento in modo tale da commentare insieme questa sfilata dei carri. Stiamo avvicinando verso, come vi dicevo prima, la parte più come multimediale, insomma si vede anche il cambio di stile tra le maschere, quelle della tradizione popolare veronese, non solo, diciamo, i mascheramenti più vari e più strani. Ma adesso non ci sentono. Aspetta, adesso lo rimetto. Adesso entro. Lo vedo. Se volete potremmo fare, aspetta, se avete amici telespettatori, se sentite chiaramente delle conversazioni di organizzazione in sottofondo, è perché ovviamente come voi anche noi stiamo organizzando il nostro pomeriggio, per cui insomma nulla di segretissimo. No, dico, se riusciamo magari, se voi volete averne un'altra qua magari attorno. Lì c'è un bar, proprio una roba lì. Lì c'è un bar se vuoi. Questa qua è la canzone di Enrico Papi. Ma che belli questi! Raga, è una macchinetta che fai? Mi sa di sì. Bellissimo.
dicevo prima, c'è una curiosa ma anche molto pittoresca alternanza tra le maschere, quelle tipiche delle singole tradizioni, proprio veramente localissime. Adesso qua abbiamo di fronte Legnago, ma prima anche Perzacco, cioè proprio le frazioni, le realtà più locali, con degli esperimenti musicali e di costume veramente diversi. Abbiamo visto delle aquile gonfiabili, abbiamo visto una sorta di travestimento anche horror, perché giustamente domani è Halloween, che ha una tradizione sicuramente molto più modesta e certamente non italiana, ma da tanti anni è ormai nel Parnaso, diciamo, delle nostre festività autunnali, per cui le due cose si sono unite, maschere horror se vogliamo e quelle invece più tipiche dei vari carnevali, delle varie tradizioni veronesi e non solo, per cui il Covid è riuscito a fare anche questo, insomma. Ascolta, ti posso chiedere una roba? Se ti do i soldi me lo vai a prendere, ma così me lo prendi anche per me eventualmente. Prendimi anche per me sui scampali se puoi. Da passeggio quei bicchieri di plastica, sì. Grazie mille. Cioè, io direi, ne beviamo. Voi non dovete bere? Volete bere un altro voi magari? E il prof sta andando nel bar, quel bar là. Perché io direi di muoverci magari quando ci sono quei carri lì eventualmente. Cioè ci mettiamo dietro a uno dei più grossi se volete. Ciao. Bacchanal del Gnocco, o Carnevale, insomma, Carnevale di Verona, Bacchanal del Gnocco, 491esimo. Esimo? Io metterei senza trattino, dovresti avercelo comunque, aspetta, no, Dio voglia. Così? Sì, togli lo 0, si sente dopo. Pensa che, non so se si danno il cambio o smettono, però la tradizione vuole che... Signorine? Faccio tutto il corteo io ovviamente, nel senso che magari a una certa stacco e andiamo a Sardegna, sì. Arrivano proprio i carri, quelli veri e propri, insomma, attesi, e qualcuno si è già mostrato ieri durante il venerdì gnoccolar. Ora però questo pomeriggio
passeranno tutti quanti. Siamo un po' distanti, grazie. Ci passiamo.
fatti prendere da quel coso lì, da tirata che anche tu questa è la verità, la realtà. Aspetta, con lui? Quale? Uno figo qua. Lui va là. Qual è? Ragazzi, possiamo farci una foto insieme? Possiamo farci una foto insieme? Grazie mille. Grandissimo. Sono una foto con Batman. Giura, possiamo fare una foto insieme? Certo. Sì, è il minimo, il minimo. Facciamoci una foto. Foto, ovviamente. Sorriso. Questo è un video, poi dopo faccio lo screenshot della foto. Però ci devi pagare. Devi pagare. Grande, non mollare Pikachu, non mollare Pikachu, non deve mollare Pikachu, cazzo. Scusate, avete visto il DDL Zan da qualche parte? Io no, io no, Dio cane. Di nuovo in diretta, Baron du Dante, siamo al stratop. Il Baron si spoglia e quando si spoglia lui non ce n'è più per nessuno. Baron du Dante si spoglia, è veramente finita, signore e signori. Siamo in assetto da guerra. Carnevale di Verona, Persona, Campari e cose a caso. Siamo al delirio più completo. Questi che scappano probabilmente avranno rubato qualcosa, ma non credo. Ah, si stanno gettando della farina, che forse è farina ma non lo sappiamo. Ciao Elisa, grandissima Elisa, pensavi che non mi ricordassi di te. Amica mia. Le nostre migliaia di chilometri per tutta Europa. Quest'anno abbiamo avuto l'esclusiva negli Stati Uniti. Fratelli Frigo, eccoli qua. C'è Siamo un gruppo iscritto da quella, ti ricordi l'amica della Sara Peruzzo? Questa è solo una piccola rappresentanza che abbiamo in tutta Europa. Ricordo vedere un po' di... Potete stare un Arrivando anche la Macarena, signore e signori. Incontro con i fan, madonna. Con i fans, incontro con la Vodafone che gli devo pagare la bolletta di internet al massimo. No, mai. Siamo in una parte estetica proprio, come nell'estetismo più completo. Abbiamo qua tra l'altro non so se sia per la pratica il gioco del limbo, del salto in alto, ma qualcuno l'ha messo lì come station. Bisognerebbe dire, Beh, devi. abbiamo parlato prima Il condizionario di anche dell'origine del grande Lino Faeda, saluta Lino Faeda. Ciao Lino! Paolino Lino. carissimo Lino, carissimo. Mascherina nera per scelta. Allora, come disse Oscar Wilde, ho scoperto che il vino assunto a piccole dosi da tutti gli effetti dell'ebbrezza. Il vino assunto a piccole dosi da tutti gli effetti dell'ebbrezza. È vero, tutto ad un colpo potrebbe essere critica la situazione. Mentre invece di dissuaderlo un attimo così, evitarlo, vedo non vedo, quello potrebbe dare delle soluzioni ulteriori. Io ho una roba sulla barba, sì, che chiedo venia, spero di avere rimosso. Quella che c'è la carta
posto. Fatto bene, fatto bene. Vabbè, comunque siamo... C'è gente che tossisce e la gente dovrebbe tutelarmi, ma tra l'altro siamo di fronte a Castelvecchio, dove nel congresso di Verona venne fondato, o insomma diciamo dato il là ufficiale a che cosa? A chi? A chi? A chi? Amico mio, quell'esperienza con Capitale sarò, però da qui vennero fatte le tesi e la Costituzione, vaffanculo. Comunque, cosa possiamo dire adesso? Che possiamo abbandonare. Nico Scaligero, detto anche El Nico, buonasera, ma dove sei tu? Cioè, io qua sponsorizzo anche la diretta con il logo del locale, la bottiglieria. Dove sei tu? Che facete? Il Leo sta ancora confezionando il posto su Ma scusa, ma hai casato tutto in Fortenova? Ma qui che fatto? Adesso, quando vai? che carnevale senza Amia. Ah, già subito, sì. Adesso, meglio. basta i carri, puliscono. E ti dico che roba. Che efficiente. Dai, Ma possibile? che roba, hai visto proprio? Cioè, ma... Complimenti, cazzo. Oh. Vuole il carro anche lui dell'Amia. È sul carro dell'Amia ma domani. Sì, sì, sì. Ha fatto un po' di Photoshop. Oh, lei. Ah, guarda, quelli di Castelvecchio, cazzo, lo posso... Ma si può andare là? So che devi pagare il biglietto. Il pass. Ce l'abbiamo sul pass. Noi sì. Potresti andare, cioè ci mancherebbe altro. Quindi non è... Molto buono. Ah, però allegra che tu dici dove siete, dove sei? Io, allora, qua il richiamo è incredibile, sono in una piccola zona, lontano, fuori dal centro. Allegra, dove sei? Gianluca Vincenti interviene. Ah, perché adesso c'è la partita. Dove sei? Subito, fortissimo, al cazzo viola. Al cazzo violaceo per te, Allegra. Fortissimo. Dove sei? Guardate, questa cosa qua potevo anche non dirla, però pazienza. Baron Dudante. Un uomo contro il declino. Un trionfo. Contro l'avvento del secolo Io devi fare inquadrature solo da così adesso. Dal basso. Sto andando allo stadio. Ah, è vero, giusto. Vedi. Perché la partita inizia alle 4. Che ore sono? A che ora inizia la partita? Non mi ricordo più. Ah, ok. Alle 6 p.m. 6 p.m. giusto. Peccato perché nel senso potevamo... No, dopo l'orario del tè è difficile che noi... E io, cioè nel senso, penso che tu possa autonomamente portare i tuoi dimostranti
discoteca, siamo nella discoteca di questa city. E la dico. Sant'Anna del Fiorino, Colonia Veronese. Sì, sì. Senza cultura, ragazze. Censura sola. Allora, io direi di fare così, aspettiamo Tanto poi. viene, tanto andiamo in là che tutti i carri. No, però aspettiamo questo poi andiamo, poi corriamo. Mica mi ha rubato il portafoglio. Alla fine che rami dietro. Ah no, che qua, madonna. Oh, puoi metterlo nello zaino, no? Nicola, sai l'ami è dietro, è finita. Vecchio, lo metto nello zaino. Sei sicuro? Lo metto nello zaino. Nicola! Sì, ok, È finita. allora, mettilo, no, qua. Chiudi lo zaino. Allora, se vuoi mettere lo zaino nella tasca più giù. Se voglio. Ma è ora di vai! Porco Dio! Adesso andiamo via subito. No, voglio per fare un giro. Ma vuoi fare? Ma si può fare un giro di sopra? Scusa! Posso fare un giro di sopra? Posso fare un giro da sopra? Dai, puoi dare di clacson, una clacsonata? Nicola, tu la puoi portare. Grazie. Bellissima questa qua. E un saluto al Simeone dell'Isola, ciao ragazzi! Un applauso a tutti voi, a tutta la nostra carriera! Simeone! Lungo ragazzi! Monica De Matti, in compagnia dei quattro gatti! Michele Zan finito! Michele Zan finito! Sì! Oh cazzo! Tienimi là, Il nostro eccesso sta promuovendo
dall'altro. C'è anche Chris e altri. Sono con Zanotto che mi dice che Foscarina la si fide, devo... Devi stare attento, devi prendere dei protocolli di sicurezza. Matteo Sambugaro, Dio cane. Dai che noi ci siamo... Ovvio. Ci siamo... Guarda il prof che cammina con davanti Castelvecchio. Porca puttana. Che sono in un contesto... Guarda che roba, guarda che bello. Castelvecchio, sto parlando con te. Di poter Allora, ripresa d'emergenza perché noi non ce la saremmo mai augurato, però c'è di fronte a noi una richiesta sanitaria, alla quale, buonasera signori, buonasera, alla quale il prof ha reagito in maniera... Ma no, ma non perché c'è... Vai! No, bro! Non puoi dire vai. vai. Guarda prof di fronte a Castelvecchio, guarda che inquadratura illuminata tra l'altro. Sì, sì, squadernati. Non vi rendete conto? Squadernati. Non vi Ma rendete c'è conto l'ambulanza della per l'altro, sì, bellezza. ovvio, vai, dimmi. Non vi rendete conto della bellezza che vi circonda. Ma pensate che bellezza, che bellezza. Vai! Qua, purtroppo è successo che cosa? Secondo Che te? cazzo di buono. Che potrebbe essere successo? Si è sentito male probabilmente qualcuno. Potrebbe essere un piccolo coma infarto, etilico. insomma. Esatto, Un ovvio. infarto che anch'io stavo per fare, ma O fare un cotemè probabilmente. bene, qualcosa, qualcuno è stato... probabilmente potremmo anche dire che... Buonasera. Buonasera. Cioè, io voglio salutare tutte le persone che incontro. Il Covid colpisce ancora. E sembra di sì, però con il porco dio qua, nel senso che qua è un po' bruttina come situazione. Ma guarda, inquadra. Ma questo qua è la Tour Eiffel, Dio boia. Ragazzi è arrivato l'arrotino, attenzione, qua bisogna un po' prendere conseguenze. Arrivederci. Sì. Ragazzi è arrivato l'arrotino, attenzione. Signori, è arrivato l'arrotino, se avete bisogno. Vai. Benissimo. Vogliamo ancora ricordare questo piccolo incidente di natura sanitaria. Adesso conosci... No, non la conosco mai. Ok, però c'è un saluto. No, è un vlog, diciamo, itinerario con questo che è un succo d'uva particolare, avendo anche contraddistinto gli ultimi metri, ragguagliando i giovani dicendo è arrivato l'arrotino a tutti quanti. E loro hanno detto sì, va bene. Quindi ho la faccia da arrotino, quindi questa è prova provata. Buonasera. Arrivederci. Io ho detto che non devo vivere. Prof, non molestare per piacere. È fantastico. Porco Dio. Ma possiamo raccontare la bellezza di Sì, questo posto? allora, ma narrami anche tu di questo squadernatico. Lo sai che questo palazzo? Sì. Lo sai? Chi è? Lo sai? Sì, vai, sì, dimmi. Questo palazzo ha delle, come dire, delle sculture che guardano l'altro palazzo. Perché questo era della famiglia Nogara. Della famiglia di Far. No. E guardava l'altro palazzo più in fondo. E quali erano i gusti E sessuali? avevano, i gusti sessuali erano i più vari. Certo, ovvio. Però guardava l'altro palazzo. Sì, no? certo. E quelle sculture, se le inquadri, Certo, ovvio, sì. sono delle sculture qua. Qual è? Ah, questo qua, quello in alto. E poi più avanti ci sono altre sculture che guardavano là e si schernivano con queste sculture. Sì, no? certo. E potrebbe essere un passepartout questo, no? Anche lì. E si schernivano Cosa tra hai di detto? loro. Passepartout ante l'Interam. Esatto. E si potevano, e si schernivano a vicenda, dicevano io ho fatto la scultura più bella e invece tu non l'hai fatta, allora continuavano a farle di meglio e questo è il risultato. Vai! Dio. No, comunque, allora, il prof è incredibilmente, diciamo, intarsiato di questi momenti di grande educazione, di grande cultura e di grande anche attualità fondamentalmente parlando. Signorine, è arrivato l'arrotino se avesse bisogno. Arrivederci.
E ridono, cioè, mi fa piacere perché io dico a tutte se è arrivato l'arrotino e loro tutte quante insomma potrebbe danno la reazione che vogliono e tutte quante tra l'altro mi guardano e ci guardano con fare sospetto, aiuto, aiuto, ma cos'è che ci vogliono dire questi qua? Oh fanculo, porco madonna, vogliono sto a dire che è arrivato l'arrotino, Dio boia, cazzo, cosa, che calling, aiuto, aiuto papà, aiuto papà, aiuto, Dio. È finita. Allora, Corso Cavour, signore e signori, fine serata di quello che è stato il sabato dei carri del 491esimo Bacchanal del Gnocco. Siamo al top totale di tutto, qualsiasi cosa, per cui ovviamente abbiamo dalla nostra parte tutta una serie di come dire, contributi alcolici che abbiamo introiettato nel nostro organismo, come adesso ad esempio prendiamo una testimonianza e poi tutto quello che potrebbe essere. Il prof sta assaggiando. Ci sono novità dalla nostra corrente focia? Si stanno aspettando. Dove? In Piazza Erbe? Probabilmente Ovvio. in Fervore, come dire. Sì, ovvio, certo. Ma noi dobbiamo inquadrare la bellezza. Certo. Dobbiamo sempre dare importanza alla bellezza. È ovvio. E dobbiamo squadernarci nella Madonna. Adesso piccola, secondo me, piccola pausa del video. Bacio! No, ha fatto Naruto! Era un attimo Naruto! Basta, io non sono famoso. Wow. C'è già il fatto che ho un sacco di materiale da Ma da allora sbobinare. che dire vecchio, A bilancio, siamo stati in giro Esatto. dalle più o meno dall'una come dire, di pranzo. Sì, no? cioè se voi, l'ultimo video nostro che avete visto di questo tipo era con la luce del sole. Ebbene, siamo rimasti ancora fuori e non ci siamo mai accontentati di un cazzo di niente. Esatto. È veramente un disastro totale. Siamo qua a Whitechapel, Esatto. London. Io ho male al piede in una maniera veramente vergognosa, Dio ca. E Penso non di so aver cosa fatto sia. dei chilometri oggi. Esatto. Siamo qua a Whitechapel, London. Ce l'ho. Stiamo, come dire, percorrendo le strade che anche Jack the Ripper, cioè Jack lo squartatore, aveva percorso. Certo, ovvio. Madonna, io E queste come inquadrature- vedete io porto un British coat, come si dice. Assolutamente. E stiamo percorrendo queste strade di notte, non c'è nessuno. Ma probabilmente anche Jack the Ripper, no? Percorreva queste strade alla ricerca del delitto. Con la Cuba. Che bello che sei qua, guarda, sei veramente. Mamma mia, sei- vabbè, sei- siamo sei- nel 1800 qua. sei veramente caratteristico comunque. Sì, infatti mi hanno fermato un po' di persone. E cosa ti hanno detto? Mi hanno detto che volevano il mio cazzo. Esatto, che è questo qua. Eppure io lo preservo per la latte. Travagliate. Travagliate. Certamente, certo. Come diceva Baudelaire, no? La bellezza sta nel dolore, nel travaglio, Assolutamente. nella imperfezione. Oppure nell'atto di Hitler. Comunque io dico questo, c'è che poi è stato questo mantra travisato e tradotto in una scorreggiosa moderna versione che è tipo: se bella vuoi apparire un po' devi soffrire, che non c'entra assolutamente niente con tutta la vocazione certo, poetica certo. raccontata dalle certo, ovvio, sì certo. Ti posso dire, Qua hanno buttato giù un carrello posso dire, della spesa, ovvio, mi certo. piacerebbe in questo momento, Sì, certo, ovvio. se fossimo in una poesia di Baudelaire, Sì, certo, ovvio. incontrare una passante. E dirle che cosa per piacere? E dirle che mi hai fatto rifiorire, è subito primavera. E vorrei Esatto. sono 6 Tradotto R. sarebbe quello, però in termini poetici ovviamente non possiamo più, cioè non si può ovviamente essere così espliciti, perché la poesia è fatta di Forsità. Vabbè. Signori, è arrivato l'arrotino, questa è una notizia ufficiale e possiamo dare. Quindi, esatto, abbiamo raccontato ai ragazzi che è arrivato l'arrotino, quindi è una comunicazione che vi ci sentiamo di dire anche adesso, diffondete. Che dire, domani domani, mi allora metto sul fianco e faccio un infartino. Sì, beh, io certo, io spero, allora io adesso. Domani che è già oggi. Che è già oggi sono siamo le da 3. soli, guarda che bellezza che abbiamo intorno. Cioè. Sì, abbiamo completamente il nulla. Il silenzio, non degli innocenti, ma il silenzio della ragione, il silenzio della bellezza, dell'incanto, del sogno, del mistero anche per certe volte, perché Anche ovviamente. perché l'assenza Certo, della ovvio, ragione crea mostri. Certo, ovvio.
Esattamente. Comunque, Buonasera, stavamo dicendo, tanto per chiudere poi per aperta parentesi, nel senso, per quanto mi riguarda, questo video poi tra l'altro sarà montato immediatamente appena torno a casa, prima che prendo sonno. Questa domenica, che per me partirà la quarantena, perché faccio una quarantena volontaria, perché non è mica possibile che dopo tutto quello che ho fatto ovvio. senza vaccino mi succeda qualcosa. Sì, Vediamo. io purtroppo martedì devo andare a lavorare. Esatto, questa domenica io, cioè scusa, adesso, cioè oggi, io giuro davvero, ho già ordinato delle cose da Amazon, cioè quindi la pasta, il sugo, eccetera, eccetera, non faccio, cioè esco solo per andare a fare la spesa e basta, mi comporto come ad aprile del 2020 per almeno 8 giorni, se, e qua concludo e non parlo più, se in 6, 7, 8 giorni io non ho tosse, raffreddore, qualsiasi tipo di cazzo, di cosa, di merda, vuol dire, cioè ragazzi, io non posso non avere il Covid dopo una e serata di questo tipo concludiamo e non così. sono vaccinato. No, proseguiamo. Così e Beh, ho finito. Le Baron du Dante sotto la statua di Dante. Questo è bellissimo, perfetto. Padre Vai. della patria. L'incontro, ecco l'incontro, vai, vai. Padre Dante. Guarda l'incontro, guarda l'inquadratura. Sì? Sì? Vai, sì, guarda. Padre Dante. Vai, sì? E veniamo Sì? a chiederti scusa di questa serata. Sì, ovvio, vai, prof, sì? Vai, prof. Vai, prof. Per cercare virtute e conoscenza. Beh, dobbiamo proseguire perché No, cioè tu hai detto tutto. Dovete purtroppo accompagnarci alla macchina. Potremmo anche fare silenzio, ma tu hai detto quello che vuoi, cioè possiamo fare se vuoi un minuto di silenzio per Io farei raccoglimento. un minuto di silenzio. Ok, lo facciamo adesso, E andiamo poi- lì, poi facciamo, esatto, da lì un'altra ripresa fino a che non ti portiamo a casa e poi siamo al top. Però quindi sesto minuto, 6 minuti e 5, 6, 3, 2, 1, un minuto da adesso. Ancora 20 secondi. Dieci secondi. 3, 2, 1. Comunque, allora, quello che aveva già anticipato il prof, adesso, tra l'altro, come sempre, Nicola, ricordati di fare di cambiare l'inquadratura, perché adesso la giro, opla, per cui dopo giro l'inquadratura con Final Cut. C'è una stanchezza davvero incredibile. C'è una stanchezza che è derivata da Esatto, ovvio. un battere le strade, un Esatto. girare forsennato per questa città Sì. dalle ore 1. Sì, dalle ore 1 di oggi, e tra l'altro sono state proprio queste le strade, queste le situazioni, diciamo, urbane che ci hanno visto protagonisti nelle immediate sviluppi di questa giornata. purtroppo- Ci sono un sacco di foto che domani pubblicheremo nel Dio. Comunque sappiate che ci ha fermato il Adolf corpo, Hitler. ma non l'anima. Perché Esatto. purtroppo siamo legati a questa cosa che si chiama corpo, che ci stanca, che ci rovina, cioè ci schianta fino purtroppo a schiantarci nella tomba. Nella tomba, a essere tumulati completamente. Sappiate che comunque cioè alla fine la vita è questo, cioè esco fuori e passo un po' di tempo nelle trincee, tra mitragliate, cose, e poi rotolo nella tomba. Le mitragliate sono anche sociali, diciamo, da questo punto di Sì, vista. e poi rotolo nella tomba. Esatto, nei nostri Quindi orifizi. vivete, insomma, celebrate sempre la vita come deve essere e non lasciatevi irretire
dalle abitudini, da tutto ciò che vi detta la vita sociale. E non ci interessa niente a noi del Green Pass, non ci interessa niente di queste cazzate. Noi siamo oltre, al di là del bene e del male. E non fatevi mai arretire da queste cose. Vivete, celebrate la vita e godetevela. Bellissimo, prof. Perché domani potreste svegliarvi sotto un cipresso. Ci porta Esattamente, il ponte che è il viatico definitivo verso l'infinito e oltre. Poi riprenderemo questa verso la diretta vita eterna. classicamente nella strada che ci porterà verso il come si chiama? Il gonfalone selvaggio che tu c'hai, che è questo qui che sto portando molto tranquillamente. Troppo stasera non ho potuto esercitarlo. No, la catapulta infernale, sì, ma come si chiama? La tana del lupo. La catapulta infernale, Esatto. il gonfalone selvaggio. Esattamente. Piano guardi il mare, corretta che sei schiava fra gli schiavi, vedrai come in un sogno tante navi, e un tricolore sventolar per te, faccetta nera, bella piscina. Ovvio sempre Dio, ma abbiamo fatto un culo così, Dio cioè qui siamo veramente proprio fuori di testa, è un trionfo, aiuto, vado via. Il secondo gol è poesia pura, ma io credo che questo corpo non ha la capacità di capire quello che è successo. Voglio esplodere! Dio! Ciao! Questa cosa Siamo al top. perché sto Riprendiamo. da dire. Allora ascolta, adesso 3, 2, 1. Inquadra questo. Sì, certo. Inquadra questo. Non tirare, guardare sull'altro te. Faccetta nera, piccola piscina. Adesso stop, fine. Allora è incredibile. Guardate che roba. La bellezza di questa infinità con la distanza prospettica il prof. Eccola qua. La prospettica con il punto di fuga che è là, ovviamente dato dalla geometria dei lampioni. Qua non riesco perché sennò sono finito. E il prof. Dopo ti faccio screenshot dalla diretta. Prof, io direi che da qua riprendiamo al momento della guida. Possiamo salutarci con questa pian piano, con questo primo piano che arriva, e metti la tuba qua per piacere dove c'è la telecamera, proprio qua, metti la bellissimo. Vabbè, allora viaggio. C'è una donna che lascia il ragù, È vergognosa. È una che non ha mai Scopato. No, che ha voglia di. Cioè, comunque deve godersi un po' la carnalità, no? Sì, certo. Bravo, mi piace questo parallelo che hai fatto tra la carne che è il ragù e il suo rapporto con la carne. Secondo me c'è capire. una relazione tra quello, come uno mangia scopa. Sì, certo. È vero. Le ragazze state è vero. attente. Cioè, se uno va al bar e si consuma e beve il caffè tutto di fretta, vuol dire che sarà molto. Cioè, sarà una cosa repentina, probabilmente. Certo, ovvio. Non durerà molto la scopata. No, quindi anche ti perché- attendi come bevono il caffè. Esatto, è quello, A e più A più A. No, quello è un po' un frocio di merda e c'ha veramente tutte le sue caratteristiche. Comunque diciamo che ascolta, ma era un po'. c'era questo fuoco che Mi piace comunque sia un po' all'angolo così. sì, ma c'era questo fuoco che Sì, certo, ovvio. inevaso. Sì, certo, ovvio. Cioè, vuol dire, sentivi che c'era questo ardore dentro di lei che lei voleva Certo. in qualche modo espletare, eppure. Oh cazzo. Ah cazzo. Ah, Oh porca puttana. porca. Oh cazzo. Però no, ma lei comunque ha detto è fantastico quello che appena fatto il prof verso lei. Ma quindi, ma lei aveva detto che era comunque single, no? Mi dicevi? Sì, mi ha detto che era single. Vabbè, vaffanculo, lo tengo io. Mi ha detto che era single. Certo, ovvio, sì, certo, ovvio. Però veniva da una lunga storia che non ho approfondito perché Io non ce ne fregavo una merda, vabbè, chiaro, questo mi vede che c'era un'immensità del cazzo che me ne frega. Sì, certo, ovvio, ovvio. E come dire, alla fine
Potevo. Alla fine c'è la fine. Cioè alla fine però si è defilata così, vado a casa, domani c'ho un... Aiuto papà. Cioè c'ho un verbale da fare, che cazzo. È vero, che sì, cazzo è vero. c'ho da È vero che fare. diceva che doveva completare lo studio di non so che cazzo, ma non è stata molto convincente. Cosa sarà? Dai, Dio porco, mi ha fatto pensare che fosse la polizia, Dio cane. Ma qua, questo è l'ennesimo viaggio, chiaramente. Chiedo perdono perché no, giustamente ti devo molti passaggi. È una sera Ma sei matto? Ma vogliamo un attimo ricordare che il prof è venuto a piedi tra l'altro stamattina, quindi siamo in giro dalle 1 e si è fatto a Adolf Hitler a piedi. Beh, tra l'altro l'abbiamo detto. Salutiamo Sara qua, di nuovo qua. Cioè vedi quanto sarebbe vicino, io quante volte tanto lei mi aveva invitato, per cui tu hai appuntamenti chiaramente di natura professionale, ti ci deve risolvere anche altre cose, no? Perché hai detto che adesso hai riassunto in AA e hai delle classi nuovi, no? Beh, certo, ho molte cose da fare, molti chilometri da macinare durante la settimana. Certo, ovvio? Però come dire, penso sempre e solo Alla figa. Beh, no, alla figa. Sì, quello sì. Adesso tu mi fai vedete un controllo prospiciente a quello che potrebbe essere considerato e ok, vabbè, qua mi pare che sia tutto quanto tranquillo, insomma adesso poi noi andiamo in una zona che è Santa Teresa, che è molto tranquilla, anche pacifica. Sì, no, ma poi vorrei ricordare in questo night abbiamo tra l'altro che lui voleva andare, non ci siamo andati, ma abbiamo preso la macchina perché la carrozza non era pronta. Questa è un'altra bellissima immagine che ci regala l'antiprof, guardate qua, vogliamo confermare, stiamo comunque andando ad una velocità anche abbastanza sostenuta da questo punto di vista. Vorrei ricordare a Gianotto che... Attenzione, questo è un incidente che potrebbe essere molto importante, devo andare dritto, no? Giustamente. No, vabbè. Vabbè, vai dove vuoi. No, vado dritto, no? Sì, no, volevo dire, così dopo il giro ricordarti vediamo, che Sara ti aspetta. Sara mi ha detto ti aspetto, va bene, mi ha detto. No, mi ha detto ti aspetto, va bene, ha detto, va bene. Ascolta, io stasera ho visto una scintilla. Sì, Comunque vorrei dire una cosa. Siamo in giro da un bel po' di ore. Madonna, abbiamo macinato più di chilometri, 12 abbiamo macinato chilometri, Certo, abbiamo ovvio. macinato e nel frattempo abbiamo bevuto un po'. l'ira di Dio, cioè Sì. probabilmente siamo, cioè come dire, l'acqua non ce n'è più. No, a livello di quantitativo, noi ci fossimo. Riesce a darmi un'occhiata qua in giro, ragazzi. Madonna, sembrava una volante questa. Mamma mia, ragazzi. Aiutatemi, Che prego. dire, ci portiamo a casa delle belle sensazioni. Bravo, facciamo un bilancio, questo potrebbe essere molto interessante come. Sì, facciamo un bilancio. Porco Dio. Ci portiamo a casa delle belle sensazioni. Certo, ovvio. Una giornata pazzesca. Certo, ovvio. Probabilmente. Porco Dio, merda, ma perché non sta su? Potevamo, cioè diciamoci, cioè nel senso. È stato quel che è stato, abbiamo, tra l'altro devo dire che Nicola ha toccato anche il purtroppo il pulsante era un altro. Esattamente, che cosa possiamo dire? Adesso attenzione, adesso questo è un elemento, adesso non lo so, non penso neanche, arrivo a casa e verrò travolto da farò un infarto, un ictus, però adesso noi abbiamo avuto modo di constatare almeno a livello meteorologico che sarà una settimana orrenda, allucinante. Però allora quindi il Cristeli ha detto che ci dà per malato completamente durante questa settimana, e soprattutto questa domenica. Tu prof come pensi di affrontare, diciamo, io purtroppo questa settimana totalmente che non ci devo vedremo? andare a lavorare, porterò l'ombrello, certo, ovviamente, e nel frattempo vuol dire, penserò a queste belle sensazioni. Certo. E cosa posso dire? Sì, allora c'è anche da dire un'altra cosa, proprio che non più tardi di oggi è domenica 31 ottobre, signore e signori, per cui stiamo ragionando che lunedì è il 1° novembre, c'è una situazione che è la giornata di festa dei morti, però è già a novembre. E noi saremo morti. Certo, ma siamo sempre morti, però allora noi riprendiamo ai santi. No, ci sono prima i santi o i morti, non ricordo più. Che posso dire, il prossimo weekend. Come affronti novembre tu? Questo mese anche che è molto oscuro, molto anche tenebroso. Novembre. Anche a me piace molto, non sto scherzando. Vorrei affrontarlo al meglio. Ma destra o sinistra? Destra. Certo, ovvio.
sempre a destra. Beh, certo, ovvio, sì, certo. Bisognerebbe affrontarlo al meglio, poi quello che si propone, vuol dire, quello che si pone di fronte a noi Lo prendiamo. cioè voglio dire, probabilmente ci sarà molto più freddo il weekend, Certo, ovvio. e voglio dire, magari si farà qualche seratina, però ecco, Allora, direi che... devo girare? No, dopo, Ok, scusa. a sinistra. Dimmi No, qua. Di qua, sì. Direi che insomma vedremo cosa ci sarà da fare. Di certo la prossima settimana sarà un po', come dire, di letargo, sì, assolutamente, di riflessione. assoluta riflessione. Signori, come abbiamo fatto per la volta scorsa del video da 55 minuti che vi ringraziamo di che avete visto, non l'ha visto nessuno perché è privato. Allora, siamo arrivati. Siamo arrivati. Io ti posso... Da Allora, qui partì la mia maratona. assolutamente sì. E ti chiedo anche una frase, una massima di qualsiasi tipo, dopodiché una qualsiasi, anche in inglese, una roba, un commento. Massimo che ti posso dire in questo momento. Anche anche una in latino, qualsiasi cosa, semplicemente per chiudere. Posso dire, noi salutiamo, ci sentiamo. Allora, io dico l'ultimo messaggio, chiaramente il mio, poi ti lascio come sempre. Da adesso Nicola Zanotto, tu ti riguarderai questo video probabilmente fra 40 minuti quando torni a casa e me lo monterai. Parte da adesso la tua quarantena, perché se non hai avuto il Covid dopo oggi è finita. Professor Francesco. Allora, ho imparato 3 cose sulla vita, anzi 2. Va avanti. Grazie di tutto, grazie di cuore. Mamma mia, guarda che siamo davvero. adesso allora sentiamoci, aggiorniamoci via messaggi per piacere, perché qua siamo davvero. Madonna puttana. Allora che adesso verrà il fortunale, tu te fai le scorte di cibo, non chiuditi in casa. Cioè io adesso voglio. Però grazie di cuore, ti voglio bene, ti voglio tanto bene. 12 ore insieme, anche noi le facevamo da un sacco di tempo, cioè, è mica scontato, porco Dio. Siamo ancora qua. Il prossimo weekend ancora qua. Come dire, non ci muoviamo più. No, bisogna fare una webcam H24, è finita. Certo, se si potesse vorrei una casa dove tenere tutti gli amici insieme. Dio, ma quello sarebbe, vabbè, con calma, vabbè, a parte che lavoriamo, però. No, però adesso tu sei sistemato, ci mancherebbe altro, però allora io dico che in un mondo parallelo ci piace pensare che laddove ci fossero certe cose che ovviamente contemplano una grande felicità sentimentale, ovviamente, laddove il mondo avesse la possibilità di darci l'opportunità, se io e te vivessimo in casa insieme sarebbe la fine, ma la fine della Costituzione. Secondo me la fine. La Costituzione italiana nel nostro caso non verrebbe applicata. La fine del pensiero. Tutto, proprio, sarebbe veramente il trionfo dell'estetica. Il trionfo dell'estetica che è razionale. Certo, ovvio.